La mattina è fresca e luminosa quando Chiara arriva in un piccolo paesino dell'Ogliastra, nel centro della Sardegna. Ha preso un autobus molto presto da Cagliari, attraversando montagne silenziose, strade strette e paesaggi pieni di ulivi, vigne e fichi d'India. Da giorni pensa a una domanda semplice: perché in Sardegna le persone vivono così a lungo? Ha letto diversi articoli sulle zone blu, quei luoghi del mondo dove moltissime persone superano i 90 anni o addirittura i 100 anni. Ha anche visto documentari in TV. Ora che vive in Sardegna, però, può capire da vicino cosa siano davvero queste zone blu. Infatti, la zona dell'Ogliastra in Sardegna è una delle 5 zone blu del mondo. Vuole capire qualcosa di più. Non le bastano le statistiche, i documentari. Vuole vedere la vita vera. E così, appena arriva nel paese, inizia a camminare, senza una direzione precisa. Le strade sono molto silenziose, le porte delle case sono aperte, dai balconi esce profumo di sugo, di pomodoro e del pane appena fatto. Nella piccola piazza c'è un gruppetto di signori anziani, tutti uomini, che chiacchierano tra di loro. E quando passa Chiara la salutano con educazione e un sorriso. A un certo punto sente un rumore leggero, come di acqua che scorre, come di un piccolo fiume. Allora segue questo piccolo sentiero tra le case e arriva vicino a un orto pieno di pomodori, zucchine, cipolle, alberi di arance, di mandarini. Una donna anziana sta lavorando lentamente la terra sotto il sole del mattino. Ha un foulard chiaro sulla testa, le mani tutte sporche di terra, è inchinata sul terreno e lavora in silenzio. Buongiorno signora, dice Chiara. La donna alza gli occhi con sorpresa e le sorride. Buongiorno a te. Sto raccogliendo i pomodori perché sono maturi, sono pronti e oggi voglio preparare un buon sugo di pomodoro per i miei nipoti. Dopo la scuola vengono sempre a casa mia per pranzare tutti insieme. Signora, ma tutti qui hanno un orto? Sì, quasi tutti hanno un pezzo di terra per coltivare le proprie verdure, i propri ortaggi e la propria frutta. Vedi? Qui intorno c'è il mio vicino che ha gli ulivi e fa l'olio, l'altro ha le vigne e fa il vino, uno coltiva le verdure e poi ci scambiamo tutto. Per esempio, se io quest'anno produco troppo olio, lo do a chi fa il vino e lui magari mi porta un po' di vino, oppure lo do a quello che fa il formaggio. Nessuno resta senza niente. Questa idea sembra lontanissima dalla vita che Chiara conosce a New York. Lì tutto si compra con i soldi. Qui molte cose nascono ancora dalle mani delle persone e non ci vuole il denaro per comprarle, perché si possono scambiare. Vedi Chiara, questo è il forno in pietra della mia famiglia. Il pane lo facciamo noi, ma anche la pasta fresca, i dolci per le feste. Mentre parlano, la signora continua a raccogliere i pomodori, con movimenti lenti ma sicuri, fatti da tanti anni. Lei, signora, lavora ancora tutti i giorni? Eh sì. Non so stare ferma. Questa è la mia vita.
da quando sono bambina. Aiutavo mio padre, che era pastore, a portare le pecore al pascolo, già da quando avevo 6 anni. Ci svegliavamo presto la mattina, quando era ancora buio fuori, e poi andavamo per ore nella campagna qui intorno. In tutta la mia vita ho sempre lavorato, senza mai fermarmi. Da ragazza camminavo tantissimo, camminavo per andare al mercato, per vendere la mia frutta e la mia verdura, o per incontrare la famiglia nel paese vicino. Camminavo anche con altre donne, per esempio per andare al fiume a lavare i panni. Chiara è incantata. Guarda le mani della donna, sono mani forti, segnate dal tempo, ma ancora piene di energia. Signora, è una vita difficile questa. La signora rimane in silenzio qualche secondo. Sì, qualche volta è difficile, però noi pensiamo sempre con ottimismo, si va avanti. E poi siamo un paese molto unito e ci facciamo forza gli uni con gli altri. I problemi pesano di più quando sei solo, ma se hai altre persone accanto puoi fare tutto. Questa signora vive ancora nello stesso palazzo con i figli e i nipoti. Ognuno ha il proprio appartamento, ma passano moltissimo tempo insieme. Il pranzo o la cena, spesso mangiano tutti insieme. Qui nessuno resta solo. C'è sempre qualcuno a casa mia, per esempio, e la mia porta resta sempre aperta. Insieme. Questa parola torna continuamente nei discorsi. Famiglia, comunità, condivisione. Forse il segreto è proprio questo. A un certo punto Chiara le fa una domanda che la tormenta da mesi. Signora, ma secondo lei qual è il vero segreto per vivere così a lungo? La signora sorride senza smettere di lavorare. Una vita semplice, mangiare il tanto giusto, necessario, non troppo, e soprattutto cibo buono, camminare sempre, non avere troppi vizi, ridere e pensare con ottimismo e avere qualcosa da fare ogni giorno. Chiara riflette tanto su queste parole. Avere uno scopo nella vita, qualcosa da fare, sembra essere una cosa fondamentale. Per questa signora anche solo preparare il sugo buono per i propri nipoti può essere uno scopo che ti spinge ad alzarti dal letto la mattina, andare nel tuo orto e raccogliere i pomodori più buoni. Prima di andare via, la signora raccoglie dall'albero alcune pesche mature, bellissime, e le mette in un sacchetto. Queste sono per te, per il viaggio di ritorno. Chiara la abbraccia con affetto, come se fosse sua nonna. Mentre torna verso il centro del paese, capisce finalmente una cosa importante. Non c'è nessun segreto nascosto dietro la longevità. La longevità nasce da tante piccole abitudini, dal cibo semplice, dal movimento quotidiano, dalle relazioni umane, dal sentirsi utili per gli altri, dal vivere vicino agli altri e non soli. Sull'autobus verso Cagliari apre il suo quaderno rosso e scrive subito: qui le persone non cercano una vita perfetta, cercano una vita vera.
Così chiude il suo quaderno con la testa piena di parole, di emozioni e di sensazioni belle. Oggi ha capito veramente qual è il segreto di questi paesi. Un caro saluto e a presto da Carla.